Direttore Vantaggi, durante il convegno lei ha detto tutti parlano, no? È tutto UNESCO, però lo diciamo perché noi siamo nel paese più bello del mondo, però ha anche lanciato un evento sulla grande bellezza di questo territorio, invitando anche quelli che sono i protagonisti del convegno di oggi. Sì, ne ho parlato giusto ieri con l'amministratore delegato di Enit. Il prossimo anno saranno i 50 anni della Convenzione UNESCO. L'Italia ha 58 siti, noi siamo facenti parte della grande bellezza. È giusto che questi spunti vengano fuori da zone venete. Il Veneto ha la grande bellezza nel cuore, ha le colline del Prosecco che sono meravigliose. Bisogna lanciare un evento sulla grande bellezza il 16 novembre 2022. Tra i punti toccati c'è stata la riqualificazione degli edifici rurali, ma anche la possibilità di realizzare, ci state già lavorando, delle guide con marche mondiali per valorizzare il sito UNESCO delle colline conegliane Valdobbiadene. Sì, è un sistema unico integrato, di fatto bisogna da una parte fare in modo che il turista internazionale ci conosca e dall'altra parte fare in modo di essere pronti a ospitare il turista che sia nazionale o internazionale. È per questo che questa bellissima riqualificazione degli edifici storici e rurali esistenti porterà veramente a un aumento dei posti letto, ma un aumento dei posti letto qualificato e non per un turismo di massa. Noi dobbiamo avere un turista che è attento, è molto contento di vedere le colline e soprattutto che dia uno slancio economico anche alle colline di altro tipo, quello turistico. Direttore Tomasi, professor Tomasi, sono tanti gli spunti oggi da questo convegno, delle buone pratiche, delle buone prassi che sono state offerte al sito delle colline UNESCO di Conegliane Valdobbiadene. Sì, talmente tante che ci hanno quasi fatto prendere paura. Abbiamo sentito il sito del Piemonte, quanti lavoro ha fatto in questi ultimi 10 anni, quante iniziative, quante idee, quanta gente ci ha lavorato, per cui veramente ci ha dato degli stimoli notevoli. Ma altrettanto interessante è stata anche l'esperienza delle Cinque Terre, dove invece ha portato soprattutto le problematiche che si sono venute a creare in seguito a un flusso turistico esagerato, in seguito al cambiamento climatico, in seguito ad altre situazioni perturbative. Per cui è stata, sì, credo, una mattinata che ci ha fatto vedere sia i lati positivi che quelli negativi, dandoci degli spunti, visto che noi partiamo adesso, per partire nel migliore dei modi senza dimenticare nulla. Le colline vitate del Conegliano Valdobbiadene, una ricchezza ancora da scoprire, Incroci Manzoni, concorso nazionale, convegno degustazioni, un evento importante per la sua scuola dirigente. Sì, dopo la pausa purtroppo forzata del Covid abbiamo deciso proprio di riprendere questa iniziativa, questa grande kermesse per noi, che è appunto il concorso nazionale Incroci Manzoni, un concorso autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e si incentra naturalmente sugli incroci Manzoni che insomma sono nati grazie al lavoro e alla scienza del professor Manzoni, ma in questo contesto c'è un convegno scientifico organizzato dal professor Diego Tomasi, oggi direttore del consorzio di OCG, che affronta una tematica per noi molto significativa, che è quella proprio del territorio UNESCO, grazie insomma a questo riconoscimento che abbiamo avuto tutto sommato recentemente, e per noi sarà proprio per gli autorevoli ospiti che abbiamo un momento di confronto sul come valorizzare, su come vivere questo territorio e soprattutto per anche confrontarci su quelli che sono i rischi da evitare, proprio perché porteranno la loro esperienza, che è molto più lunga della nostra, visto che hanno ottenuto lo stesso riconoscimento, ma diciamo in tempi passati. Dottor Cerrato, quale sarà il contributo che porterete oggi a questo convegno? Innanzitutto ringraziamo per questo invito, perché venire qua alla scuola di Conegliano, per noi di Alba, quindi al territorio delle Langhe, dove abbiamo lo stesso istituto, parimenti a questo di Conegliano, è un grande onore. Che cosa porterò? Porterò l'esperienza di una gestione di quasi 10 anni di sito UNESCO, pregnante sulla cultura e sulla valorizzazione di ciò che è stata la narrazione per arrivare a questo riconoscimento. Senza la cultura e il trasferimento delle buone pratiche di quello che è stato la storia dei nostri anziani sul paesaggio vitivinicolo, difficilmente potremo portare questi risultati a lungo nel tempo. Qua è un territorio straordinario, gente che lavora come la nostra gente, quindi ci sono tante interazioni. Credo che si possa lavorare anche insieme a dei progetti in questo puntino italiano di riconoscimenti UNESCO, che nel mondo hanno però una grande valenza e sono molto ricercati da parte di tutti i turisti.
Dottor Perrone, il Parco Nazionale delle Cinque Terre porterà il contributo il vigneto, la pietra e il mare, azioni di salvaguardia e di valorizzazione. Ecco, è importante anche salvaguardare questi patrimoni. Assolutamente, ora le Cinque Terre sono iscritte dal 1997 al registro dell'UNESCO come paesaggio culturale, proprio per l'armoniosa interazione tra uomo e natura, tra uomo e ambiente e soprattutto il lavoro dell'uomo per vivere e lavorare il territorio che le Cinque Terre sono il comune denominatore di questi incontri sono i paesaggi viticoli. Ecco, i vigneti terrazzati sono patrimonio UNESCO e sono anche parco nazionale dal 1999 e il parco nazionale è forse l'attore più vivo e più significativo per quello che riguarda non solo la valorizzazione ma anche azioni per la promozione e la tutela del patrimonio culturale.